Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon giovedì 11 giugno e siamo pronti per affrontare questa nuova giornata insieme, questo nuovo viaggio insieme, perché anche oggi vi faremo viaggiare in Sicilia per conoscere i volti delle nostre aziende, per conoscere il nostro territorio e come sempre per parlare di questa Sicilia unita. E proprio per questo ci piace iniziare nel nostro consueto modo. Grazie, 239.619 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a lavorare insieme, le nostre idee continuano ad essere concetti, i concetti continuano ad essere realtà e continuano ad essere soprattutto lifestyle, stile di vita. Ieri abbiamo dato questa notizia molto bella che abbiamo condiviso con voi già per quelle che erano state le ore precedenti, per questo ultimo articolo pubblicato su Millionaire che parla proprio di Io Compro Siciliano. Essere all'interno di una rivista che dal 1990 parla di business, economia, stili di vita, lavoro, capite bene che per noi è grande motivo d'orgoglio, motivo di entusiasmo che condividiamo ogni giorno e ogni istante con tutti voi. Lo facciamo a partire da quelle che poi sono gli appuntamenti fissi che condividiamo con voi, quello delle 12 che è proprio Io Compro Siciliano Live con me, alle 18 tutti i giorni abbiamo aperitivo social con il mitico Francesco Caravello. E devo dire la squadra è sempre più ricca perché abbiamo al sabato, sapete, un appuntamento delizioso che è quello delle 14:30 che Io Compro Siciliano Chef con la straordinaria Alessia Smile and Food ed ancora tante belle novità a partire da questa settimana, perché da questa settimana Io Compro Siciliano Live si ferma nella programmazione fino al sabato, quindi andremo in onda dal lunedì al sabato tutti i giorni alle 12 e la domenica, e questa domenica faremo una anticipazione alle 12 di quella che è una chicca di Francesco Caravello. Infatti partirà l'anticipazione del Tour delle Meraviglie. Scopriremo, vi daremo così un po' idea di quello che sarà questo magnifico viaggio fatto con Francesco per conoscere le aziende, per conoscere i volti, per conoscere le facce. Noi lo diciamo sempre, lo facciamo anche noi di Io Compro Siciliano, lo fanno anche i tre ideatori, sapete, Giuseppe Giorgianni, Davide Morici e Francesco Caravello, e devo anche dire questa mattina si stanno sviluppando delle cose molto belle e interessanti che condivideremo con voi, non dico nulla, però continuano ad andare avanti i nostri tre ideatori creando sinergia, creando rete. Voi sapete, alla nostra trasmissione, nelle nostre trasmissioni, nonché nei nostri programmi ci sono tanti protocolli d'intesa, abbiamo avuto tanti ospiti a confermare proprio questo, dall'Enit di Mosca, piuttosto che i referenti nostri in Svezia, piuttosto che Slow Food, piuttosto che ancora associazioni di categoria legati ai vari settori, anche al settore turistico. Vi ricordo tra l'altro che questo mese di giugno sarà un mese molto particolare perché usciremo ufficialmente con il nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano con tutte le eccellenze, le nostre eccellenze, e poi ancora il portale del turismo siost.it ed ancora la nostra card sotto forma di pass che è Sicily City Pass. Insomma, tante belle novità da condividere. Noi oggi faremo un bellissimo viaggio in Sicilia come sempre. Sapete, stiamo trasmettendo dall'isola di Favignana, tra l'altro da domani vi porterò un po' in giro, così faremo le nostre dirette anche un po' in modo itinerante per conoscere la bellezza di questa isola da dove trasmettiamo. Ma vi porto anche in giro per la Sicilia. Eh sì, perché oggi vi porto a Marsala, che poi è la città famosa perché l'11 maggio del 1860 arrivava Garibaldi con i 1000, ma ancora per il suo vino marsale, proprio per questo dal 1987 è la città del vino.
famosa per le sue bellezze, veramente un territorio tutto da scoprire. Siamo nella provincia di Trapani, bellissima questa parte della Sicilia. L'invito naturalmente è quello di viaggiare in Sicilia, conosciamo dapprima il nostro territorio. Permettetemi prima di chiamare i nostri ospiti, perché un po' oggi ci inebrieremo in questa puntata, perché parleremo di vino, parleremo di formaggio e parleremo anche dell'ubriaco di Marsala. Ma che cos'è l'ubriaco di Marsala? Rimanete con noi e lo scoprirete. Cominciamo subito con i nostri saluti di oggi e poi introduciamo la nostra prima ospite. Abbiamo a seguirci Sebastiano Musarra, buongiorno Sicilia meravigliosa. Giuseppe Sciurca, buongiorno e complimenti. Lidia Calà, buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta, grazie. Abbiamo già salutato Sebastiano Musarra, continuate a scrivere perché noi siamo ben felici di condividere con voi come sempre le nostre dirette. Siamo pronti, signori, ci attende a Marsala della ditta La Botticella Sabrina Giacalone. E con noi la vediamo, eccola qui, buongiorno, benvenuta e bentrovata. Buongiorno a tutti e grazie per il vostro invito. Noi siamo veramente molto felici di parlare sempre delle nostre aziende, delle nostre eccellenze e come diciamo sempre, come dice poi Francesco Caravello, ci piace dare il volto alle aziende. Beh, io prima di darle la parola, prima di dare la parola a Sabrina Giacalone, vorrei dirvi soltanto due note. La Botticella, nasce da un amore familiare verso questo lavoro. La loro è un'impresa familiare che si tramanda, quindi si tramanda questo grande affetto verso i prodotti della propria terra. In realtà anche qui abbiamo la testimonianza, e Sabrina adesso ce lo racconterà. Ognuno di loro poi, figlioli, nipoti, hanno poi un po' fatto un percorso di studio, di esperienze in tutta Italia, da Roma a Milano, per poi ritornare, portare il proprio bagaglio qui e mettersi a servizio non solo della propria impresa, ma proprio al servizio del territorio e quindi della Sicilia. Vogliamo parlarne insieme? Partiamo da questo racconto. Sabrina Giacalone. Con piacere. Dunque, io fin dalla mia giovane età di 19-20 anni ho iniziato l'università a Perugia e poi con successivamente un master a Roma, e poi la mia decisione era stata quella di proseguire la mia attività formativa lì tra Roma e Milano, quindi formativa e lavorativa. Circa 8 anni fa vivevo già a Milano, avevo un buon posto di lavoro, il classico posto fisso, e decido di lasciare Milano e prendere diciamo in mano l'azienda vinicola assieme alla collaborazione di mia sorella qui a Marsala. Noi praticamente l'azienda esiste dal 1980 e intorno al 2000 abbiamo modernizzato gli impianti e creato una vera e propria cantina vinicola. Però mentre prima vendevamo esclusivamente il vino sfuso ad altre cantine del nord, da 7 anni a questa parte abbiamo deciso parallelamente di avere un nostro brand, quindi delle nostre etichette. Tra l'altro abbiamo sposato l'agricoltura biologica, quindi diciamo ci siamo posizionati volutamente in un mercato medio-alto. La vendemmia la effettuiamo a mano, in maniera tale che già dalla vendemmia selezioniamo i grappoli migliori da portare in cantina e poi avviare tutto il processo di vinificazione e imbottigliamento. Il vostro è un territorio, io di tanto in tanto mi inserisco perché nel frattempo raccontiamo anche l'azienda, Sabrina. La vostra è sono 40 ettari di vigneto che si estendono tra il territorio di Marsala, Mazara, Salemi, quindi veramente un bellissimo territorio. Questo è bello da raccontare, è l'isola di Pantelleria, e adesso esatto, l'isola di Pantelleria, perché adesso parleremo tra l'altro delle 5 etichette.
Però mi piaceva proprio che potessimo dire ai nostri amici, condividessimo ai nostri amici proprio la bellezza del territorio che riguarda proprio i vostri vigneti. Permetti un attimo, leggiamo qualche messaggio che arriva dai nostri amici. Abbiamo Rolando Ferracini, buongiorno, bellissima, buongiorno a te, e c'è John Blandi che è il nostro amico che ci segue sempre affettuosamente da New York, lui è un siciliano doc che vive lì a New York. Ciao John, grazie come sempre, saluti naturalmente anche alla nostra ospite, quindi buongiorno. Alessia Smile and Food, Alessia, ti abbiamo salutato, abbiamo parlato del tuo appuntamento delle 14:30 di sabato, della tua, come dire, i tuoi viaggi così deliziosi per godere del palato e naturalmente per conoscere i prodotti del territorio. Alessia Smile and Food scrive: buongiorno, io non vedo l'ora di andare in giro con Io Compro Siciliano per la Sicilia, abbiamo le migliori aziende del mondo, dobbiamo solo scoprirle. È vero, e noi assolutamente, tra l'altro domenica appunto dicevamo ci sarà questa anticipazione, Alessia, alle 12 di questo Tour delle Meraviglie con Francesco Caravello, e poi per noi è sempre un viaggiare, per noi è un sempre, lo vedete costantemente, è un sempre conoscere i volti delle nostre aziende. Mi piace anche salutare Valeria Signorino, buongiorno da Termini Imerese. Ciao Valeria, grazie. Francesco Caravello ci sta seguendo. Ciao Francesco, ho già parlato dell'anticipazione di domenica, chissà cosa accadrà con il Tour delle Meraviglie, con il tuo Tour delle Meraviglie. Ma torniamo invece in azienda. Vi ricordo, siamo a Marsala con Sabrina Giacalone, l'azienda è la Botticella, e siamo arrivati al racconto delle 5 etichette. Sì, Sabrina. Noi produciamo al momento 2 vini rossi, 2 vini bianchi e un passito di mantelleria ad hoc. Per quanto riguarda, dunque, abbiamo la linea Gilea che è un bianco e un rosso, quindi vi faccio vedere intanto questo. Eccolo qui. Inquadrare bene. Okay, lo vediamo, perfetto. Gilea rosso e un nero d'avola. Il nome Gilea praticamente sono le iniziali dei nomi dei miei genitori, Giovanni, mio papà, e Lea, mia mamma. Ah, ecco, bene. È una bottiglia che ci ha dato grandissime soddisfazioni perché ha vinto la medaglia d'oro al concorso mondiale di Bruxelles e in più l'Oscar del Gambero Rosso come miglior rapporto prezzo-qualità. Quindi ne siamo veramente felici. Meraviglia, complimenti. E noi condividiamo questa felicità con voi. Grazie. Sempre della linea Gilea abbiamo un bianco, eccolo, che è un blend Insolia e Chardonnay. Quindi Gilea bianco è un vino fresco, beverino, che va benissimo nei wine bar, soprattutto in queste serate calde o in barca al mare, quindi comunque come aperitivo, ecco, è un vino che si adatta facilmente a questa tipologia. Adesso sto cercando di prendere l'altra bottiglia, sì. Ecco. Poi abbiamo il rosso Don Diego, che diciamo è la bottiglia che ci rappresenta la nostra azienda, è la prima bottiglia che abbiamo creato in assoluto. È un Syrah. Il nome porta il nome di mio nonno, Don Diego, che è anche questo signore che vedete alle mie spalle. Ah, meraviglia, sì, meraviglia. E praticamente questa bottiglia è stato, diciamo, il lancio che ci ha portato a credere in questo progetto delle bottiglie, perché noi, come ti dicevo prima, vendevamo esclusivamente vino sfuso per le cantine del nord, e allora per prova l'abbiamo imbottigliato e l'abbiamo mandato al concorso del Vinitaly e al concorso mondiale di Bruxelles, e come prima prova ha vinto al concorso del Vinitaly il premio di gran menzione, al concorso mondiale di Bruxelles la medaglia d'oro. Dai! Bene. Allora vuol dire che questo vino effettivamente è di qualità, ed è stata questa la spinta poi che ci ha portato ad andare avanti e a credere in questo progetto. E a credere. Ci sono ancora le... Sì. No, vediamole.
Abbiamo il grillo, Amir, che in arabo significa principe, proprio perché da noi il grillo, che è un vitigno a bacca bianca, viene considerato un po' il principe dei vini bianchi, quindi è un vitigno che è presente proprio esclusivamente nella Sicilia occidentale e tra l'altro fin dai tempi antichi veniva utilizzato come base per poi produrre il Marsala. Quindi è un grillo in purezza, anche lui grandissime soddisfazioni. E poi per finire il nostro passito di pantelleria che si chiama Fuggia. Fuggia. Proprio perché a Pantelleria i vigneti sono tutti ad alberello, la vendemmia Sì, lì viene fatta a mano, però essendo ad alberello l'uomo fa veramente fatica a raccogliere fatica. le uve, poi sono tutti terrazzamenti, quindi i camion non possono arrivare lì e io la chiamo veramente un'agricoltura eroica. Quindi di conseguenza è una follia, ma una follia nel senso buono del termine, quindi quando Esatto. ami qualcosa talmente tanto, con tanta passione, quella poi diventa pura follia. Senti, arriva una domanda da parte di un nostro amico. Allora, Tito Puleri scrive: da quanto tempo coltivate il Syrah? Allora, il Syrah, allora, fin dagli anni '80 coltiviamo il Syrah. La prima bottiglia nasce intorno agli anni 2000, ecco. Sì, Quindi quello che un po' si stava parlando, si stava dicendo poc'anzi. Allora, Sabrina Giacalone, innanzitutto noi siamo già inebriati a proposito di follia, la verità è che poi nella follia sta il genio e quindi a noi piace vivere con quel pizzico di follia che veramente ci dà la possibilità di poter, dico io, colorare la nostra vita e renderla soprattutto speciale. Ma a proposito di follia, di cose speciali, come dire, di qualcosa che diventa anche la creazione di nuove situazioni e di nuovi gusti. Io sono rimasta affascinata, amici del popolo di Io Compro Siciliano, nonché cara Sabrina, quando ho sentito parlare di questa associazione di gusto tra il vino e il formaggio e il vino, cosa viene fuori? L'ubriaco di Marsala e poi tante altre tipologie di formaggi meravigliosi. Ma secondo voi noi andavamo a Marsala e non andavamo a conoscere l'azienda di Giovanni Impicciché, azienda agrozootecnica? Giovanni Impicciché è oggi con noi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno. Ringrazio di avere l'opportunità di condividere la presentazione delle nostre eccellenze, del nostro territorio e la sinergia tra le aziende, che dico è una cosa che ci fa fare la differenza, ma purtroppo non è spesso possibile promuovere e fare conoscere. Grazie, grazie. Grazie a voi, e noi invece sapete quanto per Io Compro Siciliano sia importante presentare le aziende, le eccellenze, perché diciamo sempre dobbiamo cercare di mettere in comunicazione produttori, consumatori, territorio, e quindi parliamo sempre di identità, qualità e provenienza, e questo è il grande messaggio di Io Compro Siciliano. Ma entriamo nel vivo. Carissimo Giovanni, io quando ho letto di tutte queste tipologie, a partire proprio dall'ubriaco di Marsala per questa associazione del gusto vino-formaggio, e poi la tuma, e poi la ricotta, insomma veramente un mondo da scoprire in un posto che poi è meraviglioso, perché voi siete situati dove, Giovanni? Siamo all'interno di una cava che abbiamo recuperato e parte a giardino, gestita dall'azienda Zichettella, e invece parte proprio all'officina dei formaggi. Quindi abbiamo creato all'interno di questa cava dismessa un recupero che ci ha permesso di dare vita e produttività. Siamo nella zona di San Padre delle Perriere, adiacente ad un santuario, San Francesco di Paola, che forse ci protegge e ci dà il buon input ogni giorno per andare avanti con tutte queste scommesse che abbiamo per riuscire a esserci presenti, dico. Giovanni, dobbiamo assolutamente, lo dico io, lo diciamo tutti,
piano piano riprendere le nostre aziende, risollevarci insieme, perché insieme è la vera chiave di lettura, perché ora dobbiamo veramente immaginare più che mai questa sinergia fra tutti noi per risollevarci più forti di prima. Quindi lo facciamo in sicurezza, ma riprenderemo assolutamente in mano le nostre aziende e la nostra bella economia. Giovanni in Picciché, allora innanzitutto anche la vostra è un'azienda storica, ci sono 4 generazioni mi sembra. Confermo, sì. E noi siamo nel mondo dell'allevamento vino da 4 generazioni. Il mio nonno Pietro, il mio nonno Giovanni, papà Rocco, e ora gestiamo a livello sempre familiare assieme ad Irene l'attività zootecnica. Giovanni, mi è piaciuto, sì, interrompo soltanto un attimo per quello che riguarda le generazioni. Mi è piaciuto sentire una frase detta da lei, diceva: noi viviamo con e lavoriamo con il latte regalato dai nostri animali, dalle nostre pecore. E questa è una frase che ma è una frase che mi è piaciuta proprio moltissimo. Noi viviamo con il latte che ci regalano le nostre pecore. Raccontiamo la vostra azienda. Il concetto è sempre quello della sostenibilità. Noi abbiamo la fortuna di essere nati in quest'angolo del mondo, in questo parallelo, che tutto quello che si fa viene profumato, saporito e colorito. Alleviamo pecore Valle del Belice, vale per tutto e anche per i formaggi. Alleviamo pecore Valle del Belice, una razza autoctona riconosciuta nel libro genealogico nazionale, una razza che si adatta bene alla stabulazione semibrada, gentilissima, generosissima, che se trattata bene con amore ci dà dei prodotti che fanno fare la differenza. Noi alleviamo, abbiamo presenti in azienda circa 800 capi, sono degli animali stupendi, sono contento di essere riuscito ad arrivare ad una genetica che ci permette di avere una certa produttività e quindi essere autonomi. Tengo a precisare, lavoriamo il latte solo che ci regalano i nostri animali della nostra azienda. Questo ci permette di dare garanzia al consumatore, perché tutto quello che succede ora dopo ora, giorno dopo giorno, è sotto il nostro controllo. Questo è importantissimo, perché si può dare garanzia solo se uno è presente in azienda, se va in stalla, se segue gli animali e se crea quel sistema a rete tra chi sta proprio dietro gli animali al pascolo e chi è invece dentro a fare la trasformazione del prodotto. Questo è il segreto in ogni attività di trasformazione. Come vediamo questo vocabolo rete continua a venire fuori, perché continua a essere poi il vero segreto non solo nella gestione delle aziende, che poi è la microeconomia che fa la macroeconomia, e quindi è la gestione interna che scegliamo all'interno delle nostre aziende che poi diventa invece il sistema economico. Io mi sposto, Giovanni, e ritorno fra pochissimo, perché vorrei parlare di tutta la linea dei prodotti che abbiamo nell'azienda in Picciché. Quindi torno un attimino e vado da Sabrina Giacalone. Sabrina, Giovanni in Picciché stava dicendo quanto è importante poi far rete anche all'interno della propria azienda. Lei ha realmente una grande testimonianza di questo, perché tra l'altro la vostra azienda è presente in tutte le fiere internazionali, quindi avete anche quello che è come dire, un rapporto che è un termometro che vi permette di controllare sia il sistema economico in Sicilia, in Italia e nel mondo. Quanto è importante far rete? Io sono stata da sempre una sostenitrice del fare rete e in questi ultimi anni mi sono resa conto di una cosa. Noi siciliani siamo patriottici. Se ci toccate la Sicilia, ci togliete un pezzo di cuore, ok? E su questo siamo tutti d'accordo. Però e noi pensiamo che la Sicilia sia conosciuta in tutto il mondo. Ma mi sono resa conto che purtroppo non è così.
In passato mi è capitato di essere presente in fiera in Giappone piuttosto che in Cina. Sì, conoscevano l'Italia per il Made in Italy, quindi sinonimo di qualità, però la Sicilia non la conoscevano. Io con la mappa in mano ho dovuto spiegare dove ci trovavamo. Quindi il fare rete significa prima di tutto sponsorizzare il nostro territorio, fare in modo che accanto al Made in Italy ci sia il Made in Sicily come sinonimo di qualità. E questo significa più noi comunichiamo il nostro territorio, più i nostri prodotti, quindi che sia il vino piuttosto che il formaggio, piuttosto che il melograno, insomma, Tutti, certo, tutti i qualsiasi prodotti. tipo di prodotto ne può giovare, perché ogni prodotto siciliano comincia a entrare nell'immaginario collettivo, comincia a diventare oggetto di desiderio, ma non solo a livello locale, ma soprattutto a livello internazionale. Devo dire, Sabrina, che questo poi è proprio alla base del progetto di Io Compro Siciliano. Voi sapete che i 3 ideatori, Davide Morici, Francesco Caravello e Giuseppe Giorgiani, tra l'altro proprio esperto in internazionalizzazione, si cerca anche di educare, anche se questo ormai è un messaggio assolutamente forte, ben compreso, quanto sia importante immaginare il made in Sicily proprio come stile di vita, cioè quello che parlavamo, i nostri prodotti, il territorio, perché poi presentare la nostra terra non significa soltanto presentare i nostri prodotti, ma significa anche aprire il territorio con tutto quello che riguarda anche il turismo, che è un altro settore assolutamente importante che deve essere attenzionato ed è attenzionato tra l'altro anche da Io Compro Siciliano, perché lo dicevo ad apertura, noi stiamo anche immaginando e verrà presentato in questi giorni la realizzazione del portale siost.it per tutte appunto le strutture di recezione, quindi è importante promuovere la nostra terra a tutto tondo. C'è questo messaggio che mi piacerebbe leggere. Allora, questo viene mandato dai 3 ideatori. I 2 magnifici produttori di oggi sono la dimostrazione che non si finisce mai di imparare e conoscere eccellenze sempre nuove ed importanti che valorizzano la nostra amata Sicilia. Ancora Paolo Gatto dice: i 2 splendidi produttori di oggi sono esempio di come non finiremo mai di conoscere nuove eccellenze siciliane che valorizzano la nostra terra. Quindi grazie davvero ai nostri ospiti. E io torno nuovamente da Giovanni Impiccichè. Giovanni Impiccichè, voi innanzitutto avete una molteplicità di prodotti, mi piacerebbe adesso poterli presentare ai nostri amici che ci seguono, quindi c'è la linea normale, poi lei mi parlava di latte fresco, latte crudo, latte crudo, quindi do a lei la parola e noi siamo qui a sentire e immaginare di degustare. Ci sarà occasione, speriamo che abbiamo la possibilità di averlo in azienda. Allora, noi siamo della lavorazione del latte crudo. Latte crudo significa trasferire tutto quello che questa bellezza di madre terra e Dio Sole ci regalano tramite il latte, quindi profumi, sapori, e li trasferiamo direttamente nei formaggi. Se noi andiamo ad alterare questo con dei trattamenti termici, significa privare chi deve ancora anche nascere di poter gustare queste delizie. Quindi ritorniamo al latte crudo. In base al latte crudo noi facciamo l'Ubbiaco di Marsala, che è il prodotto che ci siamo inventati noi dopo un paio d'anni di lavoro abbinando e sotto una guida ben precisa di un amico chimico e dell'imprenditore che ci ha messo il laboratorio a disposizione. Perché? Perché riuscire a creare la sostenibilità, l'equilibrio tra quello che è l'alcol e i grassi del formaggio non è cosa facile, però ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti e abbiamo regalato al territorio un qualche cosa in più che va a valorizzare il nostro vino, che ci ha permesso di essere riconosciuti in tutto il mondo e in tutte le cucine. Parlo del nostro vino Marsala, quindi l'Ubbiaco di Marsala a Marsala
si fa non con gli scarti come i formaggi delle cantine italiane, ma si fa con il prodotto principe e si fa con il marsala secco. Questa meraviglia. Vedete qui il colore del prodotto? Sì. È un prodotto che chi lo assaggia fa i complimenti, quindi significa che la nostra Sicilia è ancora in grado di regalare sensazioni a chi ha la fortuna di venirci a trovare, e noi siamo fortunati ad essere visitati, dico. Allora, È io vero. sempre di un agricoltore che guarda al turismo. Mantenerci agricoltori significa non perdere l'identità, però guardare al turismo significa fare la differenza. La linea di prodotto su cui l'azienda punta è quella di dare colore alla tavola e di lavorare il prodotto base bianca ma con delle spezie, e ci siamo inventati in occasione del 150esimo dell'Unione d'Italia un altro omaggio al territorio. Parliamo sempre di prodotto legato al territorio, la nostra identità, la filosofia dell'azienda è quella di promuovere tutto quello che sta attorno. Se il mio vicino sta bene, io starò meglio e saremo bravissimo avanti. E ci siamo inventati la linea Garibaldino, e abbiamo la linea Garibaldino rossa, che è una paprika dolce, si abbina, ecco gli abbinamenti, si abbina con i vini bianchi e i frizzantini. Poi abbiamo il Garibaldino nero, pepe all'esterno, è un prodotto tosto di carattere e va bene con il vino rosso, quindi con il prodotto rosso della nostra amica è spettacolare. Perfetto. E poi abbiamo l'oro di Sicilia, oro, colore del grano, la Sicilia è il granaio d'Italia o il granaio dell'impero, quando il mondo era a Roma, vedi quando andiamo indietro. E questo qua è vero. Queste spezie regalate formaggi e regalate consumatori è dimostrato negli ultimi anni che sono dei prodotti di sostenibilità, di valore aggiunto alla nostra salute, e non solo, tutto commestibile. Riusciamo anche a dare colore quando presentiamo i prodotti per poterli fare gustare, giusto? Quindi questa possibilità. Assolutamente. Poi altri prodotti che abbiamo, siamo noi dei cultori di riuscire a riportare quella che è la tradizione del prodotto filato in provincia di Trapani. Dice, che cos'è questo prodotto filato? La tuma di pecora trattata prima del sale, lasciata a tuma persa, raggiungendo una certa acidità, ritagliata e lavorata con acqua a 80 gradi o con il siero che rimane dalla lavorazione di ricotta, facendola riposare una decina di minuti, si paletta, spurga tutta l'acidità e viene una lavorazione a pasta filata, perché proprio fila. Se su YouTube qualcuno può vedere come facciamo la lavorazione della pasta filata, non è una mozzarella, ma è una provola di pecora a tutti gli effetti. E questo è un prodotto che si chiama pigiato, è un prodotto riconosciuto 10 anni fa dal paniere dei prodotti dell'agro siciliano come prodotto parte, prodotto tradizionale artigianale. Meraviglia, meraviglia. Noi l'abbiamo fatto a forza di cuore. Eccolo, per gli innamorati dei nostri prodotti, della nostra terra, Giovanni, perché la verità è che noi di Io Compro Siciliano, ma anche tutti i siciliani, sono innamorati della propria terra. Mi piace leggere questo messaggio che adesso è proprio in sovraimpressione. Giovanni dice, di Tito Puleri, le eccellenze siciliane sono il risultato del territorio e della partecipazione, e io aggiungo anche, Tito, e della condivisione, perché poi la verità è che il vero successo è nella condivisione. Giovanni, ma questo il Faraone Palermo scrive: buongiorno cara Katiuska, ai tuoi due ospiti di eccellenza della nostra meravigliosa Sicilia. Ciao caro, grazie come sempre della dimostrazione del tuo affetto. Beh Giovanni, anche addirittura il formaggio, sì. Una cosa importante, tutto questo viene, come dire, aggiustato e poterlo presentare grazie al sale delle nostre saline. Quindi siamo sempre quello che ci regala tutto nel territorio. Riusciamo, e l'interesse di tutti, e il risultato è se tutti promuoviamo e lavoriamo su una certa direttiva. È vero. Andare avanti con i prodotti, abbiamo i prodotti farciti all'interno del formaggio. Io in un convegno ho battezzato il formaggio come
il collante del paniere dell'agroalimentare. Tu con il formaggio puoi abbinare tutti. Io ho avuto delle richieste di datteri, del formaggio, i capperi di pantelleria, e le olive del Belice, la rucola, la salvia. Giustamente Sabrina Giacalone comincia, come dire, a pensare che potremmo iniziare, anche perché siamo nella fascia oraria perfetta, Giovanni. Beh, ci piace. Allora, arriva anche questo messaggio da parte di una nostra amica, lei è originaria di Londra, Vicky Lord. Ciao cara amica, great work, Sicilian food the best. Grazie, buon lavoro ai siciliani, il cibo siciliano è il migliore. Grazie Vicky, grazie cara. Beh, noi siamo arrivati proprio a chiusura di questo appuntamento. Dirvi che è stato un grandissimo piacere ed è come se avessi degustato questi formaggi e degustato anche gli ottimi vini delle etichette, delle 5 etichette La Botticella, e dir poco. Io vi ringrazio perché oggi, anche oggi, abbiamo parlato delle nostre aziende, del nostro territorio, della nostra meravigliosa Sicilia. Il tutto brand Io Compro Siciliano, perché dobbiamo portare avanti con identità, qualità e provenienza i nostri prodotti, la promozione della nostra terra e soprattutto la nostra economia e la nostra storia, grazie all'azienda La Botticella. Sabrina Giacalone oggi è stata con noi per presentare l'azienda, nonché grazie a Giovanni Impicciche dell'azienda agrozootecnica Impicciche. Io termino ogni appuntamento in questo modo: do come sempre l'appuntamento alle 18 puntuali con Aperitivo Social con Francesco Caravello. Tra l'altro oggi avremo il dottor Pietro Di Falco in appuntamento con Francesco Caravello. Mi raccomando, seguite l'appuntamento di oggi. Bene, cari signori ospiti, potreste gentilmente venire avanti verso lo schermo? Venite avanti, Giovanni viene avanti. Noi terminiamo la nostra puntata, perché porta fortuna, lo garantisco. Bene. Ok? Dovete ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi. Viva la Sicilia, viva noi, La Botticella e azienda Impicciche. Grazie, viva la Sicilia!